Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Salve ragazzi, questa è una battaglia di Shogun 2 Total War avvenuta tra me ed Ema 4000 contro altri due nemici, Sex Machine e Voodoo 4K. Praticamente è una battaglia avvenuta all'interno della mappa Numazawa e disponiamo di due eserciti di una quantità di truppe abbastanza elevata. Infatti la quantità di oro disponibile era impostata su grande e quindi eccoci all'interno del campo di battaglia. Come potete vedere sono disponibili due edifici principali, ovvero il dojo degli spadaccini e la bottega, che aumentano rispettivamente il valore di attacco corpo a corpo e ovviamente anche l'armatura. Allora, come potete vedere, questo è il mio esercito, che è composto ovviamente dal generale e da in prima linea monaci guerrieri con arco. Come potete vedere stanno attraversando questa collina per avvicinarsi al nemico. Sono composti quindi da monaci guerrieri con arco e subito nelle retrovie possiamo trovare i samurai con naginata, che sono molto utili anche contro la cavalleria, ma discreti anche nel corpo a corpo contro la normale fanteria. Sul retro possiamo vedere 6 unità di fanteria con katana, rispettivamente addestrate, ovvero sono abbastanza veterane. Poi possiamo trovare anche la cavalleria, ovvero cavalleria con monaci guerrieri con naginata, e sono presenti 3 cavallerie di monaci guerrieri con naginata. Invece il mio alleato, ovvero Ema, dispone di un esercito, ovviamente il generale, in prima linea monaci guerrieri con arco rispettivamente di livello 8, sta avanzando con la cavalleria di monaci guerrieri con naginata, 2 unità più una cavalleria con katana nascosta nel bosco e 6 unità di samurai con katana scusate, 5 unità di samurai con katana e un'unità di razziatori Wako. Allora, invece i nemici che stiamo andando a fronteggiare hanno un esercito rispettivamente diverso, perché intanto si stanno andando a unire per combattere contro il mio alleato, e quindi io sto andando a cercare di conquistare intanto la bottega con una cavalleria facendola scendere e aiutare il mio alleato con le mie unità. Allora, gli eserciti nemici sono composti intanto da un'unità di cavalleria con Yari, anzi 2 unità di cavalleria con Yari, fucilieri pesanti sul frontone destro che si nascondono nel bosco, seguiti da un'altra unità di samurai che non sono riuscito a vedere, samurai con katana. Hanno anche monaci guerrieri con naginata, Ashikaru con moschetta a miccia. Per quanto riguarda gli arcieri hanno 2 monaci guerrieri con arco, degli ausiliari con spada e Ashikaru con Yari e Ashikaru con spada lunga. Invece l'altro nemico, ovvero il nemico con lo stendardo nero, ha i eroi monaci guerrieri con naginata, i samurai daikyu riguardante gli arcieri, monaci guerrieri con moschetta a miccia, anche monaci guerrieri con naginata, ausiliari con spada, diversi samurai con katana, ed ecco qua potete vedere la cavalleria del nemico si prepara in formazione a diamante. Avviene lo scontro anche tra avviene la schermaglia tra le unità di Ema e le unità quindi del nemico. Intanto il nemico va a scontrare la sua cavalleria sugli arcieri di Ema, ma sono seguiti quindi dagli samurai con naginata e tornano indietro. Sono riusciti a fare qualche vittima grazie alla carica e tornano indietro. Intanto sta avvenendo anche la schermaglia tra le mie truppe, a breve si posizioneranno. Ecco, già iniziata, potete vedere che i nemici stanno iniziando a scoccare le frecce e a colpire i miei samurai con katana che stanno andando all'attacco, seguiti da una pioggia di frecce dei miei monaci guerrieri con arco. Allora, intanto l'esercito nemico è sempre composto da molti monaci guerrieri con naginata, potete vedere, e anche da molti ausiliari con spada, e ovviamente ci sono anche delle unità con lancia, ovvero i samurai i samurai con Yari. Ecco qui, qua dove le acque sono basse le truppe possono attraversare il ruscello, le mie unità di samurai con katana si avvicinano per scontrarsi col nemico. Intanto i miei arcieri continuano a scoccare frecce infuocate sugli arcieri nemici, e infatti sono in leggero svantaggio, e possiamo vedere che ha messo in prima linea il monaci guerriero con moschetta a miccia per far fuoco sulle mie unità che sono messe in formazione allargata per evitare delle perdite quindi sotto il fuoco nemico. Intanto il nemico rosso sta andando all'attacco contro Ema. Potete vedere che è riuscito a distruggere i monaci guerrieri con arco e sta partendo con tutta la fanteria e anche la cavalleria a distruggerlo, ma anche lui fa avanzare le sue truppe, che sono seguite anche dai samurai con naginata e un generale che era in fine alla morte che sta tornando sul cavallo.
potete vedere che la sua cavalleria di monaci guerrieri con Naginata si sta avvicinando per aiutare il suo esercito. Intanto è avvenuto anche lo scontro tra le mie unità di fanteria con katana contro le unità nemiche, sono aiutate anche dalla mia cavalleria, quindi di monaci guerrieri con Naginata, e ovviamente anche il nemico cerca di fare qualcosa. Così faccio tornare le mie unità di samurai con katana che erano andate ad aiutare Ema, che se la sta cavando più che bene. Infatti gli stendardi nemici stanno lampeggiando e quindi stanno per scappare via. E intanto i miei arcieri stanno cominciando a far fuoco sulle unità principali come i monaci guerrieri con moschette, infatti li mandano via e cercano anche di far fuori qualche unità più importante come il generale, ma ovviamente anche le unità più preziose in battaglia. E così sono aiutate da altre truppe che intervengono, ovviamente i samurai con katana che sono appena arrivati, anche aiutati dagli ausiliari con Naginata che cercano di far fuori qualche unità di cavalleria. Intanto arrivano anche i monaci guerrieri con Naginata, che sono il primo bersaglio da parte dei miei arcieri, perché sono sono sprovvisti di armatura e quindi hanno un'armatura molto bassa e quindi sono facilmente distruggibili da parte delle frecce. Intanto potete vedere che il mio generale si sta mettendo in fine alla morte per aumentare anche la qualità dell'attacco corpo a corpo, e sono riuscito ad attivare anche chiamata a raccolta in modo tale da far aumentare il morale. Intanto potete vedere che il nemico sta mandando proprio tutto il suo esercito nella mischia, proprio questa battaglia sta avvenendo sul guado del fiume, proprio sulla riva. Intanto ha dei eroi samurai a cavallo che rompono le scatole, che bersagliano i miei uomini dal retro, e quindi la battaglia si sta avvolgendo a nostro favore, anche perché Ema è riuscito a spazzar via il nemico, è riuscito anche con la sua cavalleria ad attaccare i monaci guerrieri con arco, e quindi sta andando tutto più che bene. Nonostante ciò i nemici avevano un bonus sull'attacco corpo a corpo. Potete vedere che gli stendardi nemici stanno iniziando a lampeggiare, ovviamente la cavalleria con gli ari, che nel corpo a corpo non è molto potente, infatti nel corpo a corpo prolungato ha qualche problema. Però adesso i miei soldati sono stati demoralizzati dall'urlo dei monaci, ma ovviamente c'è la chiamata a raccolta che li incita un po' e cerca quindi di farli ritornare in battaglia. Intanto ci sono qui i fucilieri, ovvero i monaci con moschetta a miccia, che stanno per scappare via perché i miei monaci guerrieri con arco stanno bersagliando i suoi moschetti, che si ritrovano in un vicolo cieco perché ritrovano davanti i samurai con katana e i samurai con Naginata di Ema, che nonostante sparino qualche proiettile sui soldati continuano a scappare via perché si ritrovano in inferiorità numerica. Intanto ancora l'esercito nemico sta combattendo normalmente, anche se sono in svantaggio, anche perché il loro morale sta decadendo, perché le unità di Ema si stanno avvicinando drasticamente verso il nemico e inizia ad accennare qualche problema. Intanto sempre questi eroi samurai a cavallo che si nascondono all'interno del bosco verranno al più presto bersagliati dai miei arcieri, che li faranno fuori, ma intanto le unità delle nemiche sono ormai distrutte, perché anche il loro morale è a pezzi. Invece le mie unità anche se sono stanche, si ritrovano un morale abbastanza elevato e anche un'unità di combattimento davvero elevata, cioè una qualità dell'attacco migliore rispetto agli ausiliari con spada, ma anche rispetto ai monaci. L'unica unità che rimane è l'eroe monaco guerriero con Naginata, infatti potete vedere che ha 45 di morale, anche 27 nell'attacco corpo a corpo, ed è molto dura da buttare giù, ma anche il suo morale decade, anche perché è circondata da più di 600 uomini, 700 uomini, e quindi va via. Come potete vedere anche le truppe nemiche, ovvero il generale e l'eroe a cavallo e l'eroe samurai, va via perché non ritrova nessuna speranza da alimentare nel campo di battaglia. E così siamo riusciti a vincere una partita in Shogun 2 Total War, anche grazie a un vantaggio strategico da parte di me ed Ema. Comunque qui è tutto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.